Mi viene chiesto spesso per quale motivo l'Inghilterra abbia appoggiato il Piemonte nella sua guerra contro il Regno delle Due Sicilie. I motivi sono prevalentemente economici, come sempre dietro a tutte le guerre e dietro a tutte le alleanze, ma in questo caso ci sono anche altri motivi, direi altrettanto importanti. In questa breve chiacchierata io cercherò di dare una panoramica generale della situazione. Voglio elencare sinteticamente questi motivi in modo da far comprendere più o meno qual era la situazione. Ma chi volesse approfondire l'argomento può farlo o leggendo i due articoli che io ho scritto per la rubrica La storia e il suo contrario dal 1860 a oggi sull'identitario e per l'esattezza l'articolo quinto e l'articolo sesto. Chi vuole approfondire ancora di più può fare riferimento al primo capitolo del mio libro, La storia dell'Italia unita, interamente dedicato a questa alleanza e ai motivi che ci stavano dietro. Come ho detto prima, principalmente ci stanno dietro a questa alleanza dei motivi economici. Oltre a questi motivi ce ne sono altri, ma incominciamo dai motivi economici. Innanzitutto, il Regno di Sardegna, come sappiamo, era indebitato oltre ogni immaginazione e il suo debito faceva prevedere a breve una bancarotta. Ma con chi era indebitato il Regno di Sardegna? Con banche inglesi. E semplificando molto la cosa, sostanzialmente era indebitato con la banca Rothschild di Londra e con la banca Hambro, sempre di Londra. Poi un piccolo debito lo aveva anche direttamente con il governo inglese. Queste due banche erano due pilastri dell'economia londinese, quindi avevano bisogno di recuperare le ingenti somme prestate al regno piemontese, allo Stato piemontese. Il debito del Piemonte era enorme. Nelle prossime trasmissioni approfondiremo questo argomento e vedremo più nei dettagli questo aspetto. Adesso basta di dire che nel Gran Libro del Debito Pubblico istituito dallo Stato italiano nel 1861, nell'agosto del 1861, il Piemonte iscrisse un debito di 1 miliardo 292 milioni, quasi 1 miliardo e 3. Il Regno delle Due Sicilie, che era molto più esteso e aveva 2 volte e mezzo la popolazione dello Stato piemontese, il Regno delle Due Sicilie iscrisse un debito di 600 milioni. Quindi questa differenza enorme ci dà un'idea della sproporzione del debito pubblico piemontese. Quindi il governo inglese aveva tutto l'interesse ad appoggiare la guerra di conquista del Piemonte, perché il Piemonte poteva pagare questo suo debito solo mettendo le mani sui cespiti, sui capitali degli altri stati italiani, e in particolar modo del Granducato di Toscana e del Regno delle Due Sicilie. Era l'unico modo che aveva. Quindi per poter pagare i suoi debiti il Piemonte doveva mettere le mani nelle tasche di questi altri stati, nelle casse di questi altri stati, e l'Inghilterra aveva tutto l'interesse ad appoggiare questa guerra di conquista perché il Piemonte doveva pagare i debiti alle banche londinesi. Questo è il primo motivo, il motivo che potrebbe anche sembrare sufficiente da solo, ma in realtà c'è ben altro. Infatti l'impero inglese aveva tutto l'interesse a sostituire il Regno delle Due Sicilie nel sud Italia con uno Stato più fedele, sempre per motivi economici. Quali sono questi altri motivi economici? Innanzitutto perché si stava lavorando all'apertura del canale di Suez e questo avrebbe comportato come conseguenza che il Mediterraneo sarebbe diventato il centro di tutti i commerci mondiali. E
i porti del sud Italia a questo punto diventavano preziosissimi, ma il Regno delle Due Sicilie non aveva nessuna intenzione di consentire alle navi inglesi di spadroneggiare nei porti del sud Italia. Non c'erano buoni rapporti tra questi due stati, quindi anche per questo motivo all'Inghilterra conveniva eliminare il Regno delle Due Sicilie. Ma c'era ancora un altro motivo, sempre di carattere economico. E questo ultimo motivo, questo terzo motivo di carattere economico, riguardava il controllo dell'estrazione dello zolfo. Lo zolfo all'epoca era un elemento preziosissimo perché serviva per costruire, per realizzare le munizioni. Tutti i tipi di munizioni si realizzavano con la polvere da sparo che veniva realizzata, che aveva tra i suoi componenti fondamentali lo zolfo. E all'epoca l'80% dello zolfo del mondo veniva estratto in Sicilia. Quindi l'Inghilterra voleva avere il controllo di queste miniere senza problemi, e invece con il Regno delle Due Sicilie c'erano grossi problemi. Cos'era accaduto? Nel 1837 era scaduta la convenzione con il cartello di ditte inglesi che estraevano lo zolfo. Quindi il Regno delle Due Sicilie, come era pienamente nel suo diritto, istituì un bando internazionale. Questo bando venne vinto da una piccola cordata francese costituita da due società, la Taix e la Icard. E quindi la nuova concessione venne firmata nel 1838 con queste due società, con questa diciamo cooperativa francese. Il governo inglese immediatamente si ribellò a questa decisione e scrisse una lettera al governo delle Due Sicilie chiedendo che venisse reintegrata la commessa alla cordata inglese. Il governo delle Due Sicilie rispose che in punto di diritto non c'era proprio nulla da dire, era pienamente nel suo diritto il governo duo siciliano quando aveva indetto questo bando. Il bando era stato regolarmente vinto dalle ditte francesi e quindi non c'era nulla da fare. Era stato fatto tutto secondo le regole del diritto internazionale. A questo punto l'Inghilterra inviò nel Golfo di Napoli la sua flotta militare e mise sotto tiro i palazzi del potere a Napoli e reiterò la sua richiesta di annullamento della convenzione. Stava quindi per scoppiare una guerra. Difatti questo episodio viene un po' romanzatamente definito anche guerra dello zolfo. La guerra non scoppiò, si mise in mezzo come paciere il re di Francia, che chiese appunto la possibilità di mediare, riuscì a convincere queste imprese francesi a rinunciare e quindi a questo punto il governo delle Due Sicilie potette nuovamente assegnare la commessa alla cordata inglese e questo accade nel luglio del 1840. Ovviamente il governo delle Due Sicilie dovette poi dare un ampio risarcimento alle imprese francesi che avevano rinunciato e quindi alla fine ci fu un grande danno per le Due Sicilie, ma il danno maggiore fu che questo episodio incrinò i rapporti con l'impero inglese, perché l'Inghilterra non era abituata ad avere contrasti di questo genere. Gli stati di tutto il mondo rispetto al grande impero britannico si mettevano sempre a disposizione. Questo episodio irritò molto il governo inglese e quindi cominciò addirittura un'opera di diffamazione a livello internazionale nei confronti del Regno delle Due Sicilie, perché già all'epoca l'Inghilterra cominciò a pensare
di sostituire questo Stato che non era fedele all'impero. I rapporti tra il Regno delle Due Sicilie e l'Inghilterra però si incrinarono definitivamente in maniera irreversibile e irreparabile con la guerra di Crimea. Con la guerra di Crimea la Francia e l'Inghilterra combattettero contro la Russia. Ora l'Inghilterra pretendeva dal Regno delle Due Sicilie, che si mantenne neutrale, che chiudesse i suoi porti alle navi russe. Il Regno delle Due Sicilie, Ferdinando II, non volle chiudere i suoi porti perché volle mantenere una posizione di assoluta neutralità. Non voleva in nessuna maniera danneggiare l'alleato, lo zar Nicola I, ma a maggior ragione non voleva danneggiare l'amico, perché c'era un rapporto di grande amicizia tra i due sovrani e quindi consentì alle navi russe di utilizzare i porti meridionali. Ma poiché c'era una situazione nel sud Italia di assoluta neutralità, le navi russe non solo potevano entrare nei porti meridionali, ma potevano anche approvvigionarsi, quindi potevano anche acquistare le cose di cui avevano bisogno. Ovviamente tutto questo non influì sulla guerra, che fu comunque vinta dalla Russia e dalla Francia. Dall'Inghilterra e dalla Francia la Russia perse, ma rimase scolpito, possiamo dire, nella memoria degli inglesi lo sgarbo subito dal Regno delle Due Sicilie. Possiamo dire che il Regno delle Due Sicilie in quel momento lì firmò la sua condanna a morte, perché l'Inghilterra non poteva accettare un comportamento del genere da parte di un piccolo Stato, tutto sommato, rispetto al grande impero inglese. Era scritto che il Regno delle Due Sicilie avrebbe pagato questo enorme sgarbo. E le cose andarono proprio così. Chi ci descrive con estrema lucidità le conseguenze di questo episodio è Francesco II, il quale scrive una lettera allo zar Nicola II, all'erede, quindi al successore di Nicola I, quando la Russia riconosce il Regno d'Italia. Ecco che cosa scrive Francesco II. Questa lettera dimostra la grande lucidità e la grande capacità di analisi politica che aveva Francesco II degli eventi che si stavano succedendo. Ecco cosa scrive. Ognuno sa quali stretti vincoli d'intima amicizia legavano i due ultimi sovrani della Russia e delle Due Sicilie, ed ognuno vide durante le critiche vicende della guerra di Crimea che il re Ferdinando, posto sulla via delle potenze alleate, volle piuttosto sfidare l'inimicizia di due grandi potenze vittoriose che deviare dalla più stretta neutralità, come vi ho detto anche io prima, e permettere che nel suo Stato avesse luogo il minimo atto a pregiudizio del nobile monarca che chiamava suo amico. Allora non vi fu argomento alcuno di utile politico che potesse andare al di sopra della lealtà del re. Le conseguenze non si fecero attendere. Il richiamo delle legazioni della Francia e dell'Inghilterra, il contegno di ambedue queste potenze nel conflitto italiano e la cacciata della dinastia delle Due Sicilie non sono senza relazione con quel contegno leale del re Ferdinando. Quindi Francesco II conferma quello che vi ho appena detto io. Il Regno delle Due Sicilie si scavò la sua fossa nella guerra di Crimea, quando decise di mantenere l'assoluta neutralità. Quindi abbiamo visto che ci sono stati molti motivi economici, ma ci sono anche motivi di prestigio. L'Inghilterra non accettava questo regno ribelle, questo regno che non si sottoponeva alla volontà imperialista inglese. Quindi l'Inghilterra appoggia il Piemonte, uno, per consentire al Piemonte di restituire i suoi debiti alle banche londinesi, due,
perché vuole sostituire il regno delle due Sicilie nel sud Italia con uno Stato più fedele, perché vuole utilizzare i porti meridionali del Mediterraneo, che sono nel cuore del Mediterraneo. 3, perché vuole il controllo delle miniere dello zolfo, e questo con il regno delle due Sicilie non è garantito. In più ha diversi motivi per eliminare il regno delle due Sicilie, perché questo Stato ha dimostrato più volte un'autonomia che all'epoca non era consentita ai piccoli Stati nei confronti del grande impero. Quando il regno delle due Sicilie ha dimostrato appunto questa volontà di non sottomettersi, nel caso della cosiddetta guerra dello Zolfo e in occasione della guerra di Crimea. Se non bastassero tutti questi motivi che ho appena elencato, ce ne sono ancora altri, e sono motivi che riguardano una specie di guerra religiosa che era in atto in quel momento in Europa. È poco noto, si dice poco, ma la rivoluzione italiana, il risorgimento, la guerra portata avanti dal Piemonte ha anche dei risvolti di questo tipo. In realtà, in quel momento, la massoneria inglese stava fortemente pensando ad eliminare la Chiesa, cioè c'è nelle intenzioni della massoneria c'era all'epoca nelle intenzioni della massoneria quella di sottomettere la Chiesa cristiana. E quindi la massoneria inglese anche appoggiava questa guerra, perché pensava di poter portare un attacco alla Chiesa cristiana direttamente sul territorio italiano attraverso il suo alleato piemontese. Ma parlare della massoneria all'epoca significa parlare anche del governo inglese, perché i maggiori rappresentanti del governo inglese erano contemporaneamente anche i capi della loggia londinese della massoneria, dalla quale loggia londinese dipendevano tutte le altre logge europee. Il capo del governo, Lord Palmerston, era anche il capo della massoneria inglese, e i due ministri più importanti, Lord Gladstone e Lord Russell, erano tra i maggiori rappresentanti della massoneria londinese in quel momento. Quindi avere l'appoggio del governo inglese per il Piemonte significava anche avere contemporaneamente l'appoggio della massoneria. Questi sono tutti i motivi esposti in maniera molto sintetica che hanno portato il Piemonte ad essere appoggiato dall'Inghilterra. Sono motivi coincidenti. C'è tra questi motivi uno prevalente rispetto agli altri? Non si può dire. Sono tutti motivi importanti, si sovrappongono, coincidono. Quindi quando viene chiesto quali sono i motivi, i motivi sono quelli che abbiamo brevemente esposto nella trasmissione di oggi. Come ho già detto prima, c'è da approfondire, ma io in questa occasione volevo dare semplicemente una panoramica, cioè fare quasi un elenco di questi motivi per poi consentire ai nostri ascoltatori di approfondire per conto loro. Io ho terminato questa nostra quarta trasmissione, questo nostro quarto incontro, e vi do appuntamento alla settimana prossima.